sul territorio c'è un numero enorme, un bambino su 68 nati è autistico, in Italia si stima che 500.000 persone siano autistiche, che con le loro famiglie fanno circa una popolazione di 2 milioni di persone, un piccolo popolo, come io amo definirlo, e qui a Feletto Umberto noi assistiamo ben 98 persone, dai bambini piccoli, dai 2 anni, fino poi agli adulti. È veramente una disabilità complessa, la disabilità che ha i numeri più alti in questo momento nel panorama italiano ma anche mondiale, e quindi c'è una necessità assoluta di un'altissima assistenza per queste persone che spesso non c'è. Robert è un ragazzino di terza media, è uno dei nostri ragazzini del centro, e io guardando questi due disegni ho avuto una stretta al cuore, perché c'è una diversità di sguardo fra quello che è il sorriso di Robert in famiglia, dove è una famiglia meravigliosa che lo accoglie, gli vuol bene, e quello che è invece la sua percezione fra i compagni di classe. Le distanze si allungano quando i ragazzini incominciano a diventare preadolescenti per poi arrivare poi a una distanza abissale, un isolamento enorme in età adulta. Stiamo sbagliando qualche cosa, non stiamo educando i nostri ragazzi e bambini tipici all'accoglimento.